Mancanza di liquidità, una ripresa che sembra non arrivare mai e le banche che chiudono i rubinetti del credito. In questo momento di crisi nella Marca sono sempre di più le aziende in difficoltà, imprese che potrebbero finire nel mirino della criminalità, organizzazioni malavitose in grado di prestare denaro, salvo poi applicare dei tassi da usura fino ad impossessarsi dell'intera azienda. E proprio contro questo fenomeno si sta concentrando il lavoro della Guardia di Finanza in provincia di Treviso, che sta monitorando le situazioni più pericolose delle imprese trevigiane. In un periodo di recessione, in un periodo in cui l'attivo circolante diminuisce sempre di più, bisogna fare particolare attenzione alle infiltrazioni eventualmente della criminalità che potrebbe in un certo senso aggredire determinate aziende o realtà economiche che possono trovarsi diciamo, sull'orlo del dissesto finanziario. E per la prima volta nella Marca sarà una donna al vertice della tenenza di Castelfranco. Il comandante ha preso servizio questa mattina. Non penso che sia il sesso che discrimini o che faccia la differenza, penso che sia l'educazione, la preparazione, i rapporti che si riescono a instaurare con le persone a fare la differenza. E a Castelfranco si continuerà a portare avanti il lavoro svolto finora. Continueremo nella lotta all'evasione fiscale, soprattutto in questo periodo in cui l'economia vive un momento di crisi, quindi è giusto che tutti contribuiscano per il bene pubblico.